Questo è un grappolo di Tokai, la varietà tipica friulana autoctona. Era Tokai qui sulle colline del Collio da molti anni, fino al marzo del 2017, quando per accordi presi tra l'Italia e l'Unione Europea il nome, troppo simile a quello della DOC ungherese Tokai, fu cambiato in friulano. Un piccolo trauma per i tanti appassionati del grande vino italiano, che però non ha affatto risentito del cambiamento. Nonostante abbia cambiato il nome da 10 anni a sta parte, pensavamo in una ripercussione magari commercialmente non positiva, e invece la qualità, la costanza anche dei friulani a vinificare, a mantenere un certo livello standard di qualità ci sta premiando ed è un vino molto apprezzato. Uva sana, magnifica quest'anno, grappoli stupendi, ma i cambiamenti climatici stanno modificando anche qui nel Collio le tecniche e quindi vendemmia anticipata. Normalmente la vendemmia è verso la metà settembre, nella seconda terza decade di settembre, quest'anno un po' in anticipo. Comunque l'andamento climatico è stato molto buono, nonostante verso la fine di aprile si siano abbassate le temperature e nonostante ci fosse stato il timore della grandine. Saranno dunque sentori di mandorla per un vino fine e asciutto, friulano nel carattere come solo i friulani sanno esserlo. Comunque per noi resta il Tokai, quando se ne parla con la gente o le richieste dei clienti stessi è Tokai. Poi è ovvio che non si può scrivere, è friulano, ma la tradizione è talmente forte che resta Tokai. E l'abbinamento perfetto è con il prosciutto di San Daniele. Già, perfetto, perché racconta un territorio unico come i suoi prodotti, nomi a parte, sempre inimitabili.